Buongiorno, Daniela Notarfonso, medico, bioeticista, specialista in consulenza familiare e membro del Movimento dei Focolari. Per quanto riguarda, il tema di oggi, dei rapporti che ci sono tra il mondo cattolico e la società civile in generale, che si stanno polarizzando sul tema, dell'LGBT+. Questo dibattito è presente anche all'interno stesso del mondo cattolico e se sì, quali sono le posizioni che dialogano e che si confrontano? Sicuramente in questo momento c'è una grossa riflessione, penso che sia la parola più giusta, anche all'interno della Chiesa Cattolica, soprattutto su quella che è l'accoglienza e l'accompagnamento pastorale. Ci sono dei corsi proprio di formazione per operatori pastorali, esistono diciamo, gruppi di accompagnamento sia di persone omosessuali e anche dei genitori di persone omosessuali, perché è un ambito, sono tematiche che hanno creato anche difficoltà proprio perché esiste tuttora, anche se diciamo in percentuale sempre minore, magari una minoranza che ha difficoltà a confrontarsi su queste tematiche, ma sempre di più c'è una volontà proprio di accoglienza. Dal punto di vista invece di quello che è il rapporto con le posizioni istituzionali, secondo lei ci si può dire, tra virgolette, autenticamente cattolici, pur avendo opinioni rispetto a temi come matrimoni, adozioni gay, opposte, diciamo, comunque contrastanti rispetto a quelle che sono quelle del Vaticano e della dottrina cattolica? Questo è un discorso enorme, no? Che mette in evidenza quello che si è sempre chiamato come una sorta di schizofrenia, no? Tra quelli che sono i contenuti del catechismo e la vita concreta delle persone, no? Ma questo è vero da tanti punti di vista. È qualcosa, come dire, è un magma in movimento. Certamente c'è il catechismo della Chiesa Cattolica che come dire, indica, ma poi c'è la coscienza personale e quindi quando vengono fuori problematiche nuove, la prima cosa che c'è da fare è responsabilmente informarsi, aggiornarsi, cercare di capire come nell'oggi si può essere più autenticamente cristiani secondo le sfide però dell'oggi, no? Quindi c'è necessità di una maggiore responsabilità da parte dei cattolici. Recentemente c'è stato un fatto, cioè il Vaticano ha deciso di esporsi anche a livello diplomatico rispetto al disegno di legge ZAN, facendo anche riferimento proprio a un accordo internazionale che è per l'appunto il concordato. Secondo il suo personale punto di vista, come mai il Vaticano ha sentito proprio la necessità, diciamo, di intervenire sul tema? Si tratta di una questione di diplomazia tra due stati, no? Quindi direi sarei presuntuosa se io potessi entrare nei particolari. Certo c'è da dire questo, il DDL ZAN è un DDL che parte da una questione giusta, quindi c'è questo punto di partenza fondamentale che è la lotta contro le discriminazioni, ma poi il DDL fa un passo ulteriore e cerca di, prima di tutto, entrare dentro le definizioni di sesso, identità di genere, orientamento sessuale e quindi entrando dentro una questione che travalica la, come dire, travalica il senso di una legge, no? Perché gli stessi tanti scienziati non sono neanche d'accordo su, per esempio, definire che cos'è l'identità di genere e che è difficile congelare in qualche modo, far diventare una definizione univoca quando entra in un articolo di legge. E questo poi ha però delle conseguenze importanti perché va a definire, diciamo, anche delle pene. Il problema è capire poi quando io dovessi esprimere una mia perplessità sulla questione dell'identità di genere, ad esempio, sulla questione di considerare il sesso come un optional e che non esiste, come da parte di alcuni c'è questo orientamento, che di fatto non esiste il sesso maschile e femminile, ma c'è un continuum in sviluppo
per cui non c'è niente che possa essere definito. È qualcosa che attiene anche a tutta una discussione, a tutto un malessere presente in molti altri mondi. Pensiamo ad esempio al mondo anche femminista, anche qui in Italia, il mondo di alcune associazioni anche lesbiche, perché si vuole in qualche modo negare l'importanza dell'identità sessuale. Immagina tutta quella che è stata se vuoi, la lotta, no? Proprio per la considerazione delle donne, per la parità sessuale. Di fronte a questa cosa è in qualche modo come se venisse svilita l'identità sessuale, soprattutto anche l'affermazione della differenza sessuale, e queste due realtà, pur se partendo da due punti di vista diversi, però giungono alla stessa conclusione. Se passa il DDL Zan, non si potrà più affermare queste cose, cioè che maschi e donne sono diversi e che la loro parità non significa uguaglianza totale, ma significa parità nella diversità. Farei solamente una specificazione riguardo alla connessione che lei ha ritrovato appunto rispetto alla questione del genere e le teorie femministe, però diciamo la complessità interna al mondo cattolico, interna al mondo LGBT, c'è anche all'interno del mondo femminista, infatti ci sono anche per esempio le correnti transfemministe che invece fanno della fluidità di genere uno dei, diciamo, punti di ancoraggio, tra virgolette. Questo giusto una specificazione per chi non conoscesse particolarmente l'ambiente. Sempre riguardo alla questione appunto del ruolo politico anche della Chiesa, lei è d'accordo nel dire che diciamo, l'istituzione della Chiesa, il Vaticano, abbia un'attenzione particolare nei confronti della realtà italiana? Roma non sarebbe la Roma che conosciamo, no, se la pensassimo senza il Vaticano, no? Perché è evidente, è nata in questo modo così interdipendente, mi verrebbe da dire, no? Questo poi non vuol dire che la Chiesa non abbia rapporti di questo genere anche con altri stati, e io credo che come dire, è fondamentale che le chiese, per esempio, dico la Chiesa cattolica, ma anche le altre, ormai sempre di più si parla anche di rapporto con l'Islam, con le comunità islamiche, per esempio, quando ci sono gruppi che mettono insieme tanti cittadini che in qualche modo possano essere rappresentati verso lo Stato per portare delle loro istanze. Anche rispetto al caso specifico del DDL Zan, anche nella nota vaticana, come dire, va fatto un lavoro di approfondimento, di dialogo per trovare un punto d'accordo. In questo non credo che ci sia il rischio di ingerenza,